flash mob davanti all'ex tribunale, sede di Edizione Holding, stesi a terra a simboleggiare le vittime del crollo del ponte, poi un susseguirsi di interventi dalla scalinata del Duomo. Nel giorno del primo anniversario della tragedia di Ponte Morandi, antagonisti e comitati inscenano un presidio contro la famiglia Benetton. A promuoverlo il comitato No Terza Corsia A13 Padova Monselice, l'associazione padovana Cucina Brigante, Potere al Popolo e la rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, vittima della sottrazione delle proprie terre in Sud America. Questo per ribadire che c'è un problema generale, che questo tipo di gestione delle autostrade sta lasciando troppi morti sulle strade, c'è troppa insicurezza e soprattutto Benetton non svolge il ruolo di manutenzione e di messa in sicurezza da un punto di vista sia della viabilità ma sia anche degli effetti di inquinamento. Noi siamo per la revoca delle concessioni immediata, non a parole come dice il 5 Stelle ma nei fatti, e inoltre abbiamo voluto unire a questa questione del Ponte Morandi e delle infrastrutture anche tutto ciò che Benetton come esempio, soltanto un esempio diciamo di un intero sistema produce nel mondo. Tanto la globalizzazione, il mercato, e alla fine ci ritroviamo avvelenati nel territorio e ci ritroviamo con le donne senza lavoro, perché la maggior parte delle persone che hanno perso il lavoro sono donne. Noi siamo convinti che si debba, perché sia veramente la vita a venire prima dei profitti, affrontare tutte quante queste questioni. Per noi Benetton è un simbolo e anche un responsabile di quello che è avvenuto a Genova e che avviene nel resto del mondo, ma è un simbolo di un intero sistema che va cambiato.